18enne sfregiato con un coccio di bottiglia nella violenta rissa di Capodanno a Ponte della Priula, ore contate per l'aggressore, indagini dei carabinieri, il racconto dei testimoni impauriti. Paura delle sanzioni previste nel nuovo codice della strada, meno eccessi alcolici, diminuiti di 1/3 a Capodanno gli ingressi in pronto soccorso di chi ha bevuto troppo. Malore in casa, cordoglio a Monastier per la morte della 41enne Sara Pellin, grande fan dei Pooh. Era parente di Angelo Pellin, 18enne morto 3 anni fa con lo scooter. Aggredisce al culmine di una lite la madre e il padre 43enne arrestato dalla polizia. Non era la prima volta che l'uomo maltrattava i genitori. Il singolare caso di Gian Antonio D'Arè, espulso dalla Lega Salviniana ma con tessera rinnovata dalla Lega Nord. D'Arè che ribadisce staccare la spina all'era Salvini. Dal Parco Papadopoli al futuro dell'ex Carnielli, progetti del 2025 a Vittorio Veneto, a 6 mesi dalla vittoria alle urne di Mirella Bagliana. L'emozione di mamma Laura Lucchina per le parole del Capo dello Stato che ha ricordato Sammy Basso nel discorso di fine anno. Un onore, ha compreso il suo messaggio. Mancano tutte le fasce tricolori per celebrare il matrimonio, panico negli uffici del comune di Follina finché l'ex sindaco non chiede in prestito la fascia al primo cittadino di Cison. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Ancora buon anno a tutti da parte della redazione, giornalisti e tecnici. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali c'è la cronaca, perché potrebbe avere le ore contate l'aggressore del 18enne sfregiato con un coccio di bottiglia la notte di Capodanno a Ponte della Priula in comune di Susegana. Indagini serrate, serratissime da parte dei carabinieri, con il comune che è pronto a prendere delle contromisure. Eravamo in casa, ho sentito urla, tante urla, e mi sono affacciato e c'era una scena assurda. C'era una trentina di persone, 20-30 persone in mezzo alla strada che si menavano, lanciavano oggetti, urla, poi hanno iniziato a gridare così lo ammazzano, così muore, sangue. Sono ancora scossi i residenti di via Tempio Votivo a Ponte della Priula dopo il Capodanno ad alta tensione vissuto nei pressi della stazione dei treni, con un aggressore ancora a piede libero ma che potrebbe avere le ore contate. Il cerchio si starebbe stringendo su un giovane uomo di origini nordafricane, con i carabinieri che hanno raccolto diverse testimonianze e passato al setaccio le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza privati. Si stanno così ricostruendo le fasi che hanno portato allo sfregio di un 18enne italiano di seconda generazione residente a Montebelluna, colpito prima all'orecchio poi in pieno volto con un coccio di bottiglia usato come fendente. Siamo usciti perché questo ragazzo urlavano che stava morendo, quindi ci siamo avvicinati, abbiamo chiamato un'ambulanza, carabinieri che poi erano anche già stati avvisati, per provare a vedere, magari prestare il primo soccorso, però è stato difficile anche riuscire a comunicare perché erano agitatissimi. Le tracce rimaste a terra parlano di una traiettoria folle che forse solo per un soffio non si è trasformata in tragedia. La dinamica ricorda da vicino quella che ha portato alla morte di Francesco Favaretto, il 22enne aggredito a metà dicembre in via Castelmenardo a Treviso. In questo caso però non ci sarebbero sullo sfondo questioni legate alla droga, ma futili motivi, una lite degenerata tra i fumi dell'alcol. Restano la paura e una situazione di degrado più volte segnalata anche nel recente passato. Noi abbiamo 3 figli, siamo in casa, io esco alle 6 del mattino e trovo ancora gente ubriaca che gira per la piazza, il locale è ancora aperto che stanno chiudendo in quel momento, quindi la situazione non è rosea, cioè è abbastanza pericolosa per quel che mi riguarda, e da 3 mesi a questa parte ancora di più. Esasperazione di cui si vuole fare carico l'amministrazione comunale, questa la prima mossa. Noi abbiamo già contattato in maniera informale il gestore e prossimamente lo convocheremo per cercare di capire quali azioni mettere in campo tutti insieme per contrastare questi fenomeni ai quali noi non eravamo assolutamente abituati e che vogliamo respingere con forza.
Baby gang, violenza giovanile, risse a Conegliano e dintorni. Tra l'altro è scattata la cosiddetta stretta di Natale. Questo è il termine che era stato utilizzato pochi giorni fa dallo stesso comandante della polizia locale Claudio Malamace che abbiamo incontrato oggi nella sala operativa. Ci sono le pattuglie di controllo di prevenzione generale del territorio che naturalmente vanno a identificare molti giovani nei luoghi di aggregazione, che poi sono quelli che noi abbiamo identificato come i luoghi sensibili. Non c'è solo il Biscione tra le aree maggiormente sorvegliate a Conegliano, dove con le feste si sono intensificati i controlli, soprattutto per arginare il fenomeno delle baby gang. Un'azione non solo preventiva, spiega dalla sala operativa del comando della polizia locale il comandante Claudio Malamace. Queste pattuglie identificano quelli che poi magari potrebbero essere dei potenziali giovani intemperanti che poi attraverso il sistema di videosorveglianza vengono ripresi e quindi viene dato un nome a dei volti che le telecamere vedono quotidianamente. E ricordiamo che Conegliano ha la stazione ferroviaria che proprio si affaccia sul centro cittadino, quindi è un punto di frequentazione importante, c'è un andarivieni continuo ed è importante anche il traffico ferroviario che sopporta la stazione, quindi la mole di gente che arrivano da ogni dove. Controlli potenziati quindi, anche se sono giorni critici sul fronte del personale, lo stesso Malamace non ne fa mistero. L'influenza veramente ci ha decimati, tra l'altro anch'io sono stato recentemente colpito in prima persona, però nonostante questo con qualche piccola modifica organizzativa, qualche spostamento di riposo eccetera, siamo riusciti comunque a garantire i servizi. Tra questi c'è anche il supporto nei giorni più caldi alla polizia locale di Cortina d'Ampezzo, convenzione che è stata rinnovata in vista delle Olimpiadi 2026. Intanto in centrale operativa sono quasi 300 gli occhi elettronici puntati sull'intera area del Coneglianese, altri ne arriveranno. Anche quest'anno è previsto appunto un'installazione di altri gruppi ottici e andremo a completare quelli che erano i progetti del 2024. Tra i temi della sicurezza c'è anche la guida, soprattutto dopo i dati del 2024, con un aumento, un'escalation di incidenti stradali. Sullo sfondo c'è l'approvazione del nuovo codice della strada, ci sono i primi effetti. Pensate, sono diminuiti di 1/3 a Capodanno gli ingressi in pronto soccorso di chi ha bevuto troppo. A certificarlo lo stesso direttore generale dell'ULSS 2, Benazzi. Aumento delle sanzioni e calo di consumo di alcol. La controprova alle immediate conseguenze dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, già rilevate da baristi e ristoratori, arriva dai dati registrati dai pronto soccorso degli ospedali trevigiani a Capodanno. Ingressi per eccessi alcolici in drastica diminuzione rispetto agli anni scorsi. Credo grazie anche alla norma che evidentemente, essendo molto giustamente anche restrittiva, ha portato a una riduzione diciamo di un 30% rispetto agli anni scorsi, quindi possiamo dire che effettivamente l'effetto così sanzione ha dato i suoi frutti. Poche conseguenze anche sul fronte dei botti e dunque archiviato il 2024. Benazzi guarda agli obiettivi del nuovo anno. I dati sulle prestazioni sanitarie erogate sono incoraggianti, nei tempi 9 visite su 10. L'impegno primario del 2025 è proprio quello di azzerare le liste d'attesa. Il secondo impegno è quello di dare le risposte anche agli interventi chirurgici che non sono neoplasie urgenti, quindi dalle colecisti alle ernie, in modo tale da dare le risposte anche a queste richieste al 100%, e poi l'impegno grossissimo è quello di attivare le case di comunità per dare sempre più forza a una sanità territoriale. Il 2025, dice ancora il direttore generale, sarà l'anno dell'entrata completa a regime della cittadella sanitaria. Altro obiettivo sarà il completamento del nuovo ospedale di Conegliano, così come l'avvio dei lavori del campus universitario di Via Polveriera. La promessa che abbiamo fatto all'università e ai nostri studenti è quella di dare loro una locazione importante per quanto riguarda le aule, i laboratori vicino all'ospedale di Treviso.  2025. 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 20
Restiamo sugli effetti collaterali, chiamiamoli così, di questo Capodanno 2025, con l'ultimo miglio della Treviso Ostiglia che è stato trasformato in una vera e propria discarica. Devo ringraziare dar atto a Contarina che dopo la segnalazione fatta sono intervenuti subito praticamente, perché come vedete è sparito quasi tutto, ma diciamo tutto. In poche ore Contarina è intervenuta rimuovendo il cumulo di rifiuti, tra cui una lavatrice e un materasso lasciati la notte di Capodanno lungo l'ultimo miglio della Treviso Ostiglia. Una discarica a cielo aperto che fa arrabbiare ancora di più, vista la presenza a pochi metri dell'ecocentro. Non si capisce proprio perché arrivati qua, invece di conferire i rifiuti all'ecocentro, debbano abbandonarli ed è continuamente attorno. Oltre al materasso, l'ultimo giorno dell'anno è stata abbandonata anche una lavatrice, riempita poi da chi ha deciso di festeggiare qui la mezzanotte con dei petardi. In modo tale che l'eco fosse notevole e poi l'elettrodomestico rimbalzasse per forza ed è stata portata via. Potrebbe essere stato proprio lo spavento provocato dal fragore dei botti a causare la morte di una lepre rinvenuta senza vita tra la vegetazione. Vittore Trabucco conosce bene quest'area, come conosce bene le cattive abitudini di alcuni cittadini che scelgono questi luoghi per abbandonare i propri rifiuti domestici, ma anche elettrodomestici e scarti di lavorazione industriale. Uno scempio in un luogo dal grande valore naturalistico, oltre che essere frequentato dagli amanti del cicloturismo. Che questa zona è frequentatissima da escursionisti di tutta Europa. Tra l'altro la Treviso Ostiglia è più conosciuta quasi all'estero che non qua da noi, come succede tante volte, e arrivano qua e il biglietto da visita è bruttissimo, insomma. Tanti poi si fermano qua per parcheggiare e partire per le loro escursioni e vedere ste robe qua, insomma, non è tanto bello. Una soluzione agli ecovandali potrebbe essere l'installazione di telecamere. L'ho chiesto da diversi anni ormai, una qua andrebbe benissimo perché li prendi ed ecco che in qualche maniera potrebbero essere perseguiti. Malore in casa, cordoglio profondo a Monastera per la morte improvvisa di una 41enne, Sara Pellin, grande fan dei Pooh, era parente di Angelo Pellin, il 18enne morto 3 anni fa sempre a Monastera in un incidente stradale a bordo del proprio scooter. Colta da malore in casa senza avere il tempo di chiedere aiuto, è morta così a Monastier Sara Pellin, 41 anni, parente dell'omonima famiglia di autotrasportatori e cugina del papà di Angelo, il 18enne, morto nel marzo del 2021 finendo fuori strada con lo scooter. Sara era conosciuta anche per la grande passione per i Pooh, di cui era fan da sempre. L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, quando nella casa di via Roma sono arrivate l'automedica, l'ambulanza e i carabinieri. La donna è stata trovata riversa a terra. Stando alla ricostruzione dei soccorritori, Sara si sarebbe alzata da una poltrona sentendosi poi male. Il decesso risalirebbe a poche ore prima del ritrovamento, al massimo al giorno precedente. Il via vai dei soccorsi e infine del furgoncino delle onoranze funebri ha attirato l'attenzione di chi transitava in quel punto centrale del paese e conosceva la 41enne rimasta sola da un paio d'anni dopo la scomparsa nel 2023 di papà Albino. La mamma Ivana è morta invece una decina d'anni fa. Nei social con gli amici e i parenti, Sara, figlia unica, ricordava spesso con affetto e nostalgia i genitori. In un post della vigilia di Natale appena trascorsa, la mancanza si mischiava al senso di gratitudine. Vi voglio un bene immenso, scriveva la 41enne, anche se il destino ci ha voluto separare troppo presto. La grande passione di Sara erano le canzoni, i concerti dei Pooh che seguiva da sempre con altri amici fan della band, Red, Dodi, Roby, Riccardo e poi Stefano Dorazio, scomparso nel 2020. I sorrisi nelle foto accanto ai suoi idoli resteranno nel cuore di chi la conosceva. Una morte prematura che ha colpito la comunità di Monastier, a nome della quale la sindaca Paola Moro ha espresso cordoglio e vicinanza. Aggredisce al culmine di una lite la madre e il padre, 43enne, arrestato dalla polizia, un episodio molto grave, ma non era la prima volta.
L'ennesima lite in famiglia, poi la violenza nei confronti dei genitori colpiti con calci, pugni e schiaffi, l'ultimo colpo bloccato dal tempestivo intervento degli agenti della questura, avvertiti da una vicina preoccupata per le grida provenienti dalla casa accanto. Tutto succede il pomeriggio del 31 dicembre, quando la volante arriva sul posto, il figlio, 43 anni, in stato di alterazione alcolica, sta urlando e minacciando i genitori ultra 65enni, tenta anche di colpire con una sberla la madre, ma l'intervento di un poliziotto evita l'aggressione. L'uomo, che era stato già denunciato per maltrattamenti in famiglia dalla polizia e nei confronti del quale il questore di Treviso nella primavera 2024 aveva emesso un provvedimento di ammonimento, è stato arrestato. Era invece stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa il 40enne straniero che nel tardo pomeriggio del 1 gennaio è stato arrestato dai carabinieri di Villorba, intervenuti in un'abitazione di Spresiano dove vive la moglie dell'uomo. Il 40enne, con un futile pretesto, è riuscito ad entrare in casa senza però poi volersene andare. In mattinata l'udienza per direttissima si è conclusa con la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere. La pagina politica con un caso che riesplode, quello relativo a Gianantonio Darè, lo conoscete tutti, non ha bisogno di presentazioni, il politico eurodeputato all'epoca che è stato espulso dalla Lega salviniana. Questo è successo nella primavera del 2024, ma pochi giorni fa, come ci racconta lui stesso, Darè ha ricevuto la tessera della Lega Nord, un paradosso politico vero e proprio che fa riaprire il caso. Leghista patentato, ripeto, anche per l'ultima tessera della Lega Nord, quella che mi è stata inviata il mese di dicembre, dove sono ancora della Lega Nord, sottolineo, e non la Lega Salvini Premier, per Salvini Premier. Anzi, per Salvini vice premier a questo punto. Nessuno può dire a Gianantonio Darè di non essere leghista. La Lega Nord infatti gli ha rinnovato la tessera, cosa che fa puntualmente dal 1992. La lettera firmata dal Consiglio federale, che resta in via Bellerio, gli è arrivata a casa sotto Natale e poco importa se la Lega per Salvini Premier lo abbia espulso nella primavera del 2024 senza tanti complimenti. Insomma, Darè è la dimostrazione plastica dell'esistenza di due leghe. La Lega Nord esiste come? Ha purtroppo 49 milioni di malagestio e quelli sono in carico alla Lega Nord. La Lega Salvini Premier si è svincolata da questo, per questo sono due entità politiche diverse, ma che nascono comunque dalla Lega Nord. Una Lega Nord dal passato glorioso ma oggi di fatto commissariata, che potrebbe diventare però il modo più facile per smarcarsi dalla gestione Salvini e tornare a puntare sulla questione settentrionale. Questa resta la priorità per Darè. Tutti devono prendere atto che questa Lega Salvini Premier non è assolutamente e non rispecchia sicuramente il nostro territorio. Deve prenderne atto anche Zaia. Certo che sì. Zaia che Darè vedrebbe bene a Roma nell'esecutivo Meloni, magari al posto di Daniela Santanchè. Io lo vedrei bene come ministro al turismo, visto che c'è qualche ministro che mi pare un po' in difficoltà. Un ripasto di governo potrebbe essere prossimo, e un buon ministro come Zaia al turismo, che è la prima voce, diciamo, del PIL del Veneto e non solo del Veneto, sarebbe veramente un punto in più. Quanto a Salvini, un sostituto ci sarebbe già, basta guardare più a est. Io vedo molto bene Fedriga per il semplice motivo che è stato parlamentare, è presidente di regione, quindi mette assieme la politica romana assieme alle esigenze del territorio. All'orizzonte il voto per le regionali in Veneto, ancora da fissare e pieno di incognite, tranne una. Con la Lega o senza la Lega io ci sarò. La tessera ce l'ha già. Certo, una sì, sicuramente. Restiamo a Vittorio Veneto, sempre per la politica, per il bilancio di fine anno, il primo anno di attività per la sindaca Mirella Bagliana. Oggi per l'appunto il bilancio l'ha intervistata per noi Lucio Zanato.
quando le idee sono buone non hanno colore politico, insomma, e quindi penso che questo sia l'ABC per fare una buona amministrazione. Giustifica così il sindaco Mirella Bagliana l'inaspettato appoggio dai banchi dell'opposizione al suo governo della città di Vittorio Veneto, dove, caso quantomeno singolare, da quando il centro-sinistra ha vinto le elezioni, Fratelli d'Italia vota con la maggioranza. 6 mesi avendo anche Fratelli d'Italia che vota per voi, è una bella soddisfazione o no? Ma sì, penso che sia anche un fattore positivo, nel senso che effettivamente forse le proposte che facciamo in Consiglio Comunale sono proposte anche di buon senso e quindi trovano l'avallo anche di Thomas Toffoli di Fratelli d'Italia, e quindi salutiamo positivamente questo suo contributo. Probabilmente di diverso avviso gli ex alleati delle Lega di Forza Italia, meno forse il gruppo di Darè, per una lista di interventi che parte dalla palestra scoperchiata il 20 dicembre. Abbiamo le risorse per intervenire, quindi nel giro dei prossimi giorni partiranno i lavori. Ci saranno malanotti? Ci saranno malanotti, ci preoccupa particolarmente. Se fossero accertati i reati sarebbero veramente gravi, e su questo siamo attenzionati a seguire da vicino tutto quello che è l'operato della dirigenza e anche della presidenza. Sindaco che pensa di assediare letteralmente il direttore generale dell'ULSS 2 sul futuro dell'ospedale di Costa. Con il dottor Benazzi ci sentiremo molto frequentemente per il 2025, metà 2025 l'apertura del reparto di ospedale di comunità, mentre a fine 2025, inizio 2026 l'apertura delle sale di terapia intensiva. Poi ci sono gli interventi su aree delicate come l'ex Carnielli, il Parco Papadopoli e l'ex Caserma Gotti. La Caserma Gotti sta vivendo quello che era il progetto del PNR iniziato dalla precedente amministrazione. Noi non lo abbiamo modificato perché non si possono modificare, lo stiamo portando a termine e anche su quello stiamo facendo un ragionamento per implementare i servizi magari sportivi che potranno entrare alla Caserma Gotti. Infine ottimismo sul futuro della strada del Fadalto. ANAS sta facendo un grosso investimento di 49 milioni di euro, ha già organizzato la conferenza di servizi e a breve, nel giro di un anno e mezzo, penso partiranno i lavori per il primo stralcio per effettuare le barriere di Paramassi e quindi mettere in sicurezza tutta l'Alemagna. E sulle voci di un possibile accorpamento della diocesi di Vittorio Veneto a Treviso, il sindaco sottolinea: nel rispetto della piena autonomia della Chiesa siamo assolutamente favorevoli affinché la diocesi di Vittorio Veneto rimanga la diocesi di Vittorio Veneto, anche per la sua storia, per la sua grandezza, e quindi se possiamo dare una mano affinché ciò avvenga la daremo. Una posizione, quest'ultima, che il sindaco Bagliana ha espresso dopo alcune voci che davano la diocesi di Vittorio Veneto probabilmente divisa e accorpata a quelle di Treviso e Pordenone. Tramite il nostro Lorenzo Maier abbiamo approfondito la notizia e sia ambienti del Patriarcato di Venezia che direttamente dal Vaticano escludono ogni variazione all'attuale composizione della diocesi vittoriese. Infatti allo studio della CEI c'è sì il probabile accorpamento di alcune diocesi, ma con tetto di 100.000 abitanti. Per questo, se ad esempio la diocesi di Chioggia potrebbe essere messa in discussione, Vittorio Veneto, che conta 280.000 abitanti, certamente no. E sempre dal Vaticano l'annuncio che il nome del successore di Monsignor Corrado Pizziolo sarà dato prima della partenza del Vescovo emerito per il Brasile, quindi entro la fine di gennaio. Queste le notizie dunque che vi possiamo dare grazie al lavoro congiunto di Lucio Zanato con Lorenzo Maier. E noi torniamo sulle parole del Capo dello Stato, il messaggio di fine anno pronunciato da Sergio Mattarella. Mattarella che ha ricordato la figura di Sammy Basso. Ho incontrato valori e comportamenti positivi e incoraggianti nel volto, nei gesti, nelle testimonianze di tanti nostri concittadini. Li ho incontrati nel coraggio di chi ha saputo trasformare il suo dolore, causato da un evento della vita, in una missione per gli altri. Li ho letti nelle parole di Sammy Basso, che insegnano a vivere una vita piena oltre ogni difficoltà. Parole che hanno commosso la famiglia di Sammy Basso, in particolare la mamma. Gli occhi sono lo specchio dell'anima e in quelli di Laura Lucchin, la mamma di Sammy, c'è tutto l'orgoglio di un genitore, c'è un oceano d'amore bagnato dalla commozione e c'è la forza, ereditata proprio da Sammy, di voler guardare al futuro con fiducia.
Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non se le aspettavano né lei né il papà Amerigo, ma come tutte le belle sorprese hanno saputo regalare un'emozione indimenticabile. È stato veramente un onore sentire il nome di mio figlio durante il discorso finale di fine anno. Il Presidente Mattarella ha accolto veramente pieno quello che è Sammy, quello che ha dato in tutti i suoi anni di vita. Si è speso tanto per tutti, ha dato il massimo, anche quando noi chiediamo di rallentare un attimo, ma lui diceva sempre no. Non c'è tempo, devo andare avanti. Un riconoscimento per Sammy, a cui il Presidente Mattarella ha saputo dare il giusto tono, il giusto valore, il giusto spazio, cosa che in passato, quando Sammy era vivo, non tutti hanno saputo fare. E qui gli occhi di Laura Lucchin riflettono un po' di rammarico. Sì. Per tante persone succede la stessa cosa, quando vengono a mancare si capisce il vero peso e quello che hanno dato nella loro vita. Sì, lo penso anch'io che probabilmente aver dato più spazio, più parola a Sammy, perché veramente aveva tanto da dire. Sono stati giorni emotivamente impegnativi questi per mamma Laura e papà Amerigo, nominati oltretutto genitori dell'anno da Famiglia Cristiana. Noi abbiamo fatto la semplice famiglia, accompagnato Sammy, spronato a fare di tutto senza porgli mai dei limiti, anzi gli abbiamo sempre detto vai, noi ci siamo. Lui ci manca tanto, manca tantissimo, sempre però sapendo che lui continua ad esserci. Se Sammy da casa avesse visto il Presidente Mattarella citarlo, nominarlo e insomma prenderlo ad esempio, che cosa avrebbe detto? Allora, probabilmente non potrei dirlo in una telecamera. No, si sarebbe sorpreso, avrebbe detto, ci sono tantissime altre persone che meritano di essere nominate dal Presidente Mattarella, però poi penso che gli avrebbe fatto veramente tanto piacere. Così la mamma di Sammy, Laura, intervistata dal nostro Alex Giuliano, e noi siamo pronti a raccontarvi una storia davvero particolare, siamo pronti a portarvi a Follina, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per portarvi a Follina e raccontarvi di una storia che ha un po' tutti gli ingredienti. C'è un iniziale panico, un giallo, ma c'è anche un lieto fine in tutti i sensi, ma ci racconta tutto come solo lui sa fare, il nostro Lucio Zanato. Mi sembra di essere tornato ai tempi del Manzoni, quando nei Promessi Sposi è stato detto questo matrimonio non sa da fare. E qualcuno ha pensato subito alla manina di un Don Rodrigo in versione prealpina, colpevole di aver seriamente tentato di bloccare il fatidico sì di due promessi sposi. E tutto per una fascia tricolore che in municipio a Follina l'ultimo sabato del 2024 era letteralmente sparita. È stata una cosa spiacevole, non solo per me e per mia figlia che era delegata a fare il matrimonio, ma soprattutto per gli sposi, perché questo matrimonio non si sarebbe potuto celebrare, ha dato anche atto che è proprio scritto nel documento del cerimonia il sindaco vestito in forma ufficiale. Ufficiale vuol dire avere la fascia. Quindi tutti i municipi a cercare di trovare almeno una delle tre fasce, tutte letteralmente sparite. Era già stata adoperata da questa responsabile qualche giorno addietro. Però quella mattina, quando è andata per prendere la fascia del sindaco, non l'ha più trovata. Sparita la fascia ufficiale, ma anche quella del vice sindaco, eppure quella un po' sgualcita. Era quella che era appunto in questo cassettino della scrivania del sindaco, che era a disposizione per le evenienze. E tutto questo con invitati già in sala delle cerimonie. C'erano persino persone da Trento che hanno detto di non aver mai visto una cosa simile. Ma soprattutto panico in ufficio, perché gli sposi erano già in viaggio. Gli
sposi erano già saliti in macchina in attesa che la responsabile dell'ufficio anagrafe dasse l'ok per arrivare in municipio alla presenza di tutti gli invitati. Si sono sobbarcati un po' di chilometri in macchina, arrivando persino a Valdobbiadene. Un tour decisamente lungo, tenendo conto che la giovane coppia è di Follina e peraltro molto conosciuta ed apprezzata. Dunque sposi in giro per le colline UNESCO finché la soluzione l'ha trovata il sindaco emerito con una fascia extracomunale. Ho chiamato l'amica sindaco di Cison, che voglio ringraziare infinitamente, perché non essendo a Cison ha allertato un suo assessore, il suo assessore mi ha aperto il municipio, mi ha dato la fascia e finalmente dopo più di 40-45 minuti siamo riusciti a celebrare il matrimonio. E per chiudere la storia, Colette passa da Manzoni a De Filippo, parafrasando una celebre commedia sugli esami. Essere sindaci emeriti a volte serve. Sì, non è mai finita di essere sindaco una volta fatto. Lo sport, Volleyball World, portale collegato alla Federazione Internazionale di Pallavolo, ha incoronato Paola Egonu come miglior pallavolista al mondo per il 2024. L'atleta, nata a Cittadella e cresciuta a Galliera Veneta, Alta Padovana, oro olimpico con la nazionale a Parigi, ex stella indiscussa dell'Imoco Volley, ha preceduto in classifica due schiacciatrici, ovvero la brasiliana Gabi e la statunitense Plumer. C'è tanto di Veneto in questo riconoscimento. Il commento del presidente della regione Luca Zaia, altre italiane presenti, il libero Monica De Gennaro sesta, il martello Silla settima e la regista Alessia Orro nona. Così dunque lo sport, il volley. Adesso la pagina di Belluno. In primo piano per la cronaca dal bellunese, il bilancio degli albergatori. Sono giorni di tutto esaurito per la montagna bellunese. Fabio Fioravanzi con Stefano Bozzi è stato a Cortina. Sono stati un Natale e un Capodanno da tutto esaurito, a dispetto della poca neve, quelli appena vissuti da Cortina. Soddisfatti gli albergatori. È andata bene, molto bene, sinceramente siamo molto contenti, la gente c'è stata, anche tanti stranieri, abbiamo avuto per fortuna un po' più di dolore degli italiani, che è stata una cosa molto importante, e siamo contenti sinceramente. Abbiamo adesso, oggi e domani abbiamo un cambio generazionale, ritornano gli italiani, perché normalmente gli italiani con i prezzi un po' che scendono si fanno risentire, però siamo contenti. A Cortina però rimangono chiusi alcuni degli alberghi più prestigiosi, ancora in ristrutturazione, e la loro riapertura potrebbe anche non avvenire prima delle Olimpiadi, che anzi sembrerebbero non essere un volano in vista del turismo del 2026. Diciamo che abbiamo il Cristallo che dovrebbe aprire nel 26-27, almeno quello di sicuro, passerà di sicuro le Olimpiadi, che non le riesce a fare. Poi abbiamo il Bellevue che aprirà nel 2027-28, abbiamo anche forse il nuovo albergo che stanno facendo, hanno fatto dei grossi Lampezzo, hanno fatto dei grossi passi avanti, vorrebbero essere aperti pure per le Olimpiadi, ma questo lo vedo un po' difficile, però se lo fanno ben venga. Però diciamo che loro si portano appresso anche i loro clienti, una parte, e poi questo innalzerà indubbiamente l'offerta di Cortina, quello sono d'accordo, però speriamo bene. Rimaniamo a Cortina per una donazione che fa davvero bene al cuore. 20 anni fa a Cortina nascevano 140 bambini ogni anno, oggi sono solo 20. C'è un unico asilo e a gestirlo è la parrocchia. Tra nido e materna ci sono 90 bambini con 17 operatori. Lo Sci Club 18 ha donato loro un defibrillatore, un gesto che fa parte dei tanti in cui lo Sci Club 18 si impegna, visto che ogni anno nell'arco alpino veneto fa interventi per oltre 60.000 euro. Siamo attivi da circa 20 anni supportiamo o attraverso donazioni o attraverso affiancamenti attività legate al mondo dei disabili, al mondo delle persone che hanno avuto meno fortuna, ed è tutto legato al mondo della montagna e degli sport invernali. Noi speriamo di non usarlo mai, sia per il personale sia per i bambini che sono qua.
Però l'idea di prevenzione, di essere pronti, di assicurare in caso di pericolo, di qualche evenienza, un'assistenza immediata, per noi è una cosa molto importante, avendo poi a che fare con bambini ancora di più. L'ULSS 1 Dolomiti ha formato gli operatori e, pur sperando non debba mai servire, tutte le 17 persone che lavorano nell'asilo oggi sono in grado di utilizzare lo strumento ora in loro dotazione. La donazione di un defibrillatore è importante sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista sociale, perché l'obiettivo che ci siamo posti, in particolare in quest'ambito dell'urgenza e dell'emergenza, è proprio quello di diffondere la cultura del primo soccorso, cioè di formare le persone ad attivare quelle che sono quelle prime misure che possono salvare la vita di una persona in situazione di emergenza. A proposito di situazioni di emergenza, da Cortina andiamo poco distante a San Vito di Cadore per una impegnativa operazione di soccorso notturna, coinvolti 3 alpinisti padovani rimasti bloccati in parete e recuperati dopo 6 ore. 3 giovani alpinisti padovani sono stati salvati dal soccorso alpino dopo essere rimasti bloccati in parete sui lastoni di Formin nel territorio di San Vito di Cadore. Un'operazione di recupero complessa durata circa 6 ore dopo che i 3 avevano sbagliato la strada per la discesa. Al momento di scendere in corda doppia, infatti, hanno visto un cordino penzolare che però non c'entrava con la via di rientro, sbagliando così strada e rimanendo bloccati in 2 60 metri sotto la cima, il terzo una ventina di metri più in basso. I 3, 2 ragazzi di 21 e 24 anni di Padova e una 21enne di Vigonza, hanno così attivato i soccorsi che hanno inviato un elicottero da Trento abilitato per il volo notturno. Un'operazione di recupero però molto complessa. Dopo aver tentato invano da diverse altezze di avvicinarsi sulla verticale del punto dove si trovavano i 3, l'elicottero ha sbarcato 2 soccorritori in vetta a 2630 metri di quota per volare a valle e caricare a bordo una squadra di altri 4 soccorritori. Con una temperatura di diversi gradi sotto lo zero si sono calati raggiungendo l'alpinista più distante. Una volta agganciato a sé, il tecnico è stato issato dove si trovavano gli altri 2 che sono stati assicurati a lui. Tutti e 4 assieme sono stati infine sollevati sulla cima, dove un ragazzo e soprattutto la ragazza che tremava dal freddo sono stati dotati di piumini e giacche a vento. Raggiunto un ampio spiazzo dove era possibile atterrare, l'elicottero di Treviso Emergenza ha provveduto al recupero. Per i ragazzi, in leggera ipotermia, dunque, un lieto fine grazie alla bravura dei soccorritori. Veniamo ai vostri presepi, vi ricordo le feste non sono finite, quindi potete continuare a inviarci al numero che vedete le vostre creazioni 351 17 55 340, immagini come sempre in orizzontale, almeno 20 secondi e una breve descrizione. Come hanno fatto questa sera Fiorella Celotto di Carbonera, Gianfranco Rubinato di Falzè di Piave, Giulia ed Emilia Rossetto di Maser, il presepe poi del gruppo Amici Parrocchia San Giorgio di Quinto di Treviso e poi infine la natività di Loretta da Nervesa della Battaglia. E per noi è tutto anche per questa sera, vi rinnovo i nostri migliori auguri di un buon anno. Buona serata.